Pochi istanti al via la seconda corsa, confronto per cavalli di 3 anni, prova di minima, non vincitori di 3.000 euro, con l'autostart che aziona i lampeggianti, inizia a muoversi, è tutto pronto per la seconda. All'1 Gioia Spritz, Andrea Farolfi, 2 Guizzo d'Amore, Gennaro Amitrano, 3 Gamon Mark, Daniele Puglini, 4 Gea Ors, Salvatore Luongo, 5 Gran Bella Fi, Luca Lovera, 6 Gardenia di Casei, Marco Stefani, 7 Giorgia VP dell'Annunziata, 8 Gloria Caff, Andrea Vitagliano, 9 Gabriel Dante, Maurizio Chieli, 10 Grace P, Antonio Di Nardo, 11 Geppetto, Carmine Piscoglio, 12 Jimmy Xin, Roberto Vecchione. Macchina ha raccolto i concorrenti lungo la curva di sinistra, si appresta ad entrare in retta per il lancio. Parte. Veloce Gamon Mark che prova a prendere la testa, sbaglia Gran Bella numero Fi. 5 Gran Bella FI, però Gioia Spritz prova a mantenere la figura all'interno di Gamon Mark all'imbocco della prima curva. Insiste Gamon Mark, alla fine passa nei confronti di Gioia Spritz, terza posizione alla corda per Gloria Caff, al largo prova a progredire Gardenia di Casei che viene avanti con decisione. Un paio di rotture allo numero steccato, 1 Gioia Spritz squalificato, insieme a quella numero di 9 Gabriel Dante squalificato. Passa di forza in 29,8 Gardenia di Casei che riesce a sfondare nei confronti di Gamon Mark. La terza posizione è per Guizzo d'Amore che precede Gloria Caff. Poi al largo il tentativo di avanzata da parte di Grace OP che risale allo scoperto. Risale Grace OP che non trova anticipi, si porta a diretto contatto dei primi dopo 800 metri passati in 1 minuto e 7 decimi. Con Grace OP che è arrivata accanto a Gardenia di Casei. Prova ad impegnarla sulla curva di destra, si deve un po' accontentare, però Antonio Di Nardo sulla curva, prova a metterla un attimo sotto, intanto Gardenia di Casei ha fatto il chilometro in 1:16,3. Seconda posizione ora Grace OP avanti a Gamon Mark, mentre c'è l'avanzata dal fondo del gruppo da parte di Jimmy Xin che aggira i rivali e cerca di andare sulla testa, intanto cala Gardenia di Casei sulla mossa esterna da parte di Grace OP che è passata a condurre nei confronti di Jimmy Xin che prova ad inseguirla. Gli altri molto indietro e fuori dal discorso vittoria. All'ingresso dell'addirittura d'arrivo Grace OP in chiarissima evidenza nei confronti di Jimmy Xin a 100 dal palo. Grace OP ha fatto il vuoto, prova a darla a riprendere Jimmy Xin, ma Grace OP ha rubato il tempo a tutti, viene a vincere nettamente. Al secondo posto è Jimmy Xin, al terzo finisce alla fine Georgia. 1:15,9 il ragguaglio per Grace OP. Antonio Di Nardo per il training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Vaporino. La Saura da Varennes e Saba del Ronco coglie la sua seconda vittoria consecutiva, trovato l'andatura giusta a Gennaro Casillo e così allieva della scuderia Vaporino coglie il suo secondo successo largheggiando in questa seconda corsa dal Savio di Cesena, secondo Jimmy Xin, terza Georgia.